lunedì 6 novembre, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e da Emanuela Corsi, buongiorno. Oggi vedremo come potrebbe essere il premierato all'italiana approvato dal Consiglio dei Ministri, poi ci occuperemo del boom di iscritti all'Accademia di Belle Arti di Catania e ancora dell'esperimento teatrale di Francesca Ferro nel carcere di Bicocca. Ci sarà con noi uno dei protagonisti, Francesco Maria Attardi. Ma anzitutto l'attualità, il lancio, scusate, il giallo della morte di Samir, questo cameriere algerino freddato l'altro giorno con 3 colpi di pistola in pieno centro a Palermo. Ci sono alcuni sospettati, sono in corso degli interrogatori, delle perquisizioni e controlli su telecamere e telefonini. Vediamo. Ci sono alcuni sospettati per l'omicidio del cameriere algerino Badr Boudmai, 41 anni, che tutti conoscevano come Samir, avvenuto ieri sera a Palermo. Da questa mattina diverse persone sono state portate al comando provinciale dei carabinieri per essere ascoltati dagli investigatori. Le indagini hanno avuto un'accelerazione dopo che sono state visionate le immagini dei sistemi di videosorveglianza e soprattutto dopo l'analisi del telefonino della vittima. Sono in corso perquisizioni in alcune abitazioni e la svolta potrebbe essere imminente. Ancora non è chiaro il movente, non è escluso che potrebbe essere anche futile, legata a qualche lite avvenuta nei pressi del luogo di lavoro. Le indagini sono condotte dai militari del reparto operativo guidato da Ivan Boracchia. Erano state 2 turiste canadesi in vacanza a sentire colpi di pistola mentre camminavano in via Roma. Li hanno scambiati inizialmente per petardi, poi hanno visto il corpo del cameriere adagiato sul marciapiede proprio di fronte al Palazzo delle Poste, non distante dal ristorante Appetit, da dove si era incamminato al termine del turno di lavoro. L'assassino avrebbe usato un revolver, di sicuro agito con efferatezza, sparando 3 colpi di pistola, 2 al torace ed 1 alla nuca. Samir è stato freddato mentre tornava a casa, lascia la moglie e 2 figli in tenerissima età. Proprio alla moglie al telefono aveva detto "sto tornando", poi l'agguato tanto crudele quanto inspiegabile. E non si danno pace i familiari ed in particolare la sorella Fella, che sui social aveva lanciato un appello: se qualcuno ha visto qualcosa vada dai carabinieri, e chissà che nelle prossime ore l'assassino non venga assicurato alla giustizia. Andiamo a Siracusa, c'è chi sporca e non rispetta l'ambiente e invece c'è chi passa il tempo libero a raccogliere rifiuti. Abbiamo seguito le operazioni di pulizia di un gruppo di volontari a Siracusa, appunto. La natura violentata dai rifiuti. Siamo nella costa di Targia, zona nord di Siracusa. I volontari hanno deciso di ripulire quest'area. Stiamo facendo questo atto di carità verso la natura, visto che purtroppo la popolazione è sprovvista di educazione civica. Educazione civica sconosciuta a molti. Tanti rifiuti trovati a 2 passi dal centro comunale di raccolta. Dai frigoriferi ai pezzi di una camera da letto c'è veramente di tutto. Dalle plastiche o semplici gomme per auto, potete vedere che c'è una discarica a cielo aperto di rifiuti elettrodomestici. A terra le microplastiche, qualsiasi elemento che è anche difficilissimo da raccogliere. Targia non è stata scelta a caso. Prima delle industrie, qualche decennio fa, qui i siracusani facevano il bagno, ma siamo vicinissimi anche alle mura di Onigiane. Questo è un punto simbolico, ma non solo a livello storico, ma anche di cosa è diventata la città e cosa è diventata questa porzione di città. Dimenticata, discarica, ormai silente quasi. Una domenica d'autunno spesa per l'ambiente, anche per il futuro dei bambini. Non soltanto le persone più grandi come noi, ma anche i bambini. Ricordiamoci che questa cosa la facciamo anche per i nostri figli. Parlare di calcio significa in Sicilia parlare inevitabilmente della crisi del Catania. La squadra rossazzurra è stata trafitta dall'ex Caturano, è caduta a Potenza e la sconfitta è costata alla panchina, al tecnico Tabiani e al suo staff. Sollevato dall'incarico anche il DS Laneri, squadra affidata provvisoriamente a Zeoli. Un'altra sconfitta e questa volta salta la panchina. La decisione era nell'aria e si è materializzata nel tardo pomeriggio di domenica. Il Catania ha esonerato Tabiani dopo l'1-0 rimediato a Potenza. Insieme al tecnico fanno le valigie l'allenatore in seconda Michele Coppola e il preparatore atletico Paolo Bertoncini. La conduzione della prima squadra viene provvisoriamente affidata a Michele Zeoli. L'allenatore dell'Under 19 rossazzurra dirigerà lunedì il primo allenamento in vista della gara Catania-Picerno di Coppa Italia. Il pomeriggio nero del Catania di Tabiani si materializza al Viviani di Potenza.
non finisce mai di stupire, in negativo la squadra rossa-azzurra in questo balordo avvio di stagione e dopo i 3 punti di Brindisi incappa in un'altra partita senza mordente, senza lo straccio di una vera occasione, senza cuore, e al posto della tanto desiderata svolta, ecco l'ennesima cocente delusione. Il Potenza merita l'1-0 finale, ma non deve nemmeno dannarsi più di tanto in un primo tempo ordinato, ha a che fare con il solito Catania frastornato, e allora si vedono solo i lucani, niente di che sia chiaro, ma quel poco che basta per far capire di essere in campo, cosa che al Catania non riesce. Tabiani ridisegna il 4-3-3 con Rapisarda e Mazzotta, con Zanellato e Bocic, ma le occasioni le creano Caturano e Di Grazia, sono loro a costruire anche l'azione da gol, palla in area del numero 10 e retroguardia che si fa sorprendere dal bomber potentino, pallone in rete per 1-0. Ci si aspetterebbe la reazione che non arriva fino ad inizio ripresa, quando con De Luca e Rocca mandati sul terreno di gioco gli etnei imbastiscono 10 minuti di pressione, impreziositi per così dire da un tiro alto di Chiricò. Lerda dal canto suo irrobustisce la retroguardia e non rischia più nulla anche contro le 4 punte messe in campo da Tabiani nell'ultimo forcing disperato. Poi la notizia dell'esonero, l'arrivo di Zeoli e i nomi sul futuro, dal sempreverde Maranni, il primo della lista, al vecchio pallino Javorcic fino al solito Baldini, ma ci sono altri allenatori che vengono valutati. Un avvio di campionato così, dopo il grande entusiasmo di qualche mese fa, era veramente difficile da immaginare. Ecco, Manuela, cosa dicono i quotidiani siciliani su questo? Partiamo dalla Sicilia, vediamo la prima pagina, la fotonotizia di oggi, tutti a casa. Catania, crisi aperta, il KO di Potenza costa la panchina al tecnico Tabiani e al suo staff, sollevato dall'incarico anche il DS Laneri, squadra momentaneamente affidata a Zeoli. Andiamo a vedere all'interno nella pagina sportiva appunto del quotidiano di oggi, vediamo Potenza Catania che finisce 1-0, l'ennesimo patatrack costa la panchina al tecnico Tabiani, era nell'aria già da un po' di tempo, i rossazzurri cadono anche a Potenza, decide una rete di Caturano, nel dopogara la decisione della dirigenza, squadra per il momento dicevamo affidata a Zeoli che guida l'Under 19, la sconfitta in Basilicata, leggiamo costa la panchina a Luca Tabiani, esonerato assieme all'allenatore in seconda Michele Coppola e al preparatore atletico Paolo Bertoncini. In serata è stato ufficializzato anche il licenziamento del direttore sportivo Antonello Laneri, insomma la crisi è aperta. E poi c'era le interviste, l'ultima frase di Tabiani che aveva detto non penso a dimettermi, qui non si molla. Parlano anche i giocatori, Rapisarda, siamo dispiaciuti per i nostri tifosi ma noi vogliamo reagire in fretta, e Silvestri aggiunge dovremmo cambiare tutto, facciamo troppo poco, stiamo deludendo le aspettative. Vedremo cosa accadrà in casa Calcio Catania. Intanto ritorniamo sulla prima pagina della Sicilia e vediamo anche le altre notizie. Intanto la Sicilia, il piano sul tesoretto di 550 milioni. Collegato Ter, 70 milioni per immobili, mercoledì manovra in giunta. Ecco le novità. Settimana cruciale per i conti della regione. All'Ars arriva il collegato Ter, una pre-manovra con un tesoretto di 550 milioni. 70 servono a ricomprare gli immobili venduti e poi affittati dalla regione, e mercoledì la finanziaria in giunta, impianto immutato, norma per impiegare i forestali nell'antincendio. C'è un'intervista oggi a Calenda di Azione che dice con Azione né Cuffaro né De Luca, manager vergogna, queste le parole appunto di Calenda, leader di Azione. La riforma costituzionale, soglia, ballottaggio e sfiducia, tutti i nodi del premierato, tema che troveremo sulle prime pagine anche di cui ci occuperemo tra poco con esatto. la professoressa Nicotra in studio. Ancora, Medio Oriente tra falchi e colombe, vertice Blinken, Abu Mazen, l'Iran minaccia gli Stati Uniti e Hamas vola da Khamenei. La tragedia dei migranti, sempre sul taglio alto, peschereccio con 513 persone trova riparo a Lampedusa, in spiaggia il cadavere di una donna. Altre notizie, caro voli, verso le festività aerei più salati da e per la Sicilia, ci vogliono 300 euro, quando va bene possiamo dire. Il nodo Nisseno, strada degli scrittori 11 anni fa, l'apertura ma slitta la data di chiusura dei lavori, e ad Amburgo rapisce la figlia e si barrica dentro l'aeroporto, un turco è stato arrestato. In alto vediamo a Catania la piazza Bellini,
in occasione della nona di Beethoven al Teatro Massimo, divisa tra due mondi, tra poco vedremo. A Via Grande, soldi o ti denuncio, in manette finisce una donna per questa truffa. Sempre a Catania, gioielli e droga, in auto denunciati. A Taormina, trovati animali morti, il pericolo, esche nocive. Andiamo a vedere il tema del caro voli che torna alla vigilia delle feste, insomma in primo piano. Torna il caro voli per la Sicilia, servono 300 euro. Festività natalizia, il Codacons ha investito nuovamente l'antitrust che sul caso ha aperto un'istruttoria. Vediamo la pagina anche di Catania, della provincia di Catania, e vediamo quindi il doppio volto di Piazza Teatro Massimo. Dopo sabato il curioso mescolamento tra melomani e giovani vogliosi di musica, alcol e divertimento. Dopo il concerto nel Tempio della Musica Catanese, l'incontro tra le due generazioni divise non soltanto dal gap anagrafico. E qui vediamo i giovani assiepati sulle panchine esterne al Teatro Bellini mentre il pubblico esce dopo il concerto. Vediamo altre notizie. A Catania ancora controlli in centro per ristoratori e clienti, una movida più sicura. Sempre cronaca, a San Giovanni Galermo è stato preso un pusher dentro un parcheggio scambiatore e a Catania tenta 2 furti in appartamento ma gli va male, sorpreso dalle vittime. Nel capoluogo etneo si punta a ampliare il gruppo dei volontari, un gruppo volontari aspettando sirene e sensori. L'assessore alla protezione civile comunale delibera in commissione supporto necessario. Un organico in forte carenza di personale in un settore cruciale per la sicurezza, e c'è questo progetto che da tempo si è arenato per realizzare con fondi regionali un sistema di allerta dai rischi sismico e idraulico in città. La protezione civile comunale ha urgenza di supporti strutturali, intanto nell'immediato c'è questa delibera per dare sostegno appunto agli uffici della protezione civile che si trovano in via Felice Fontana. Si tratta di una proposta di istituire un gruppo di volontari di protezione civile comunale. Cambiamo adesso giornale, andiamo alla Gazzetta del Sud. Sostegni alle famiglie siciliane. A beneficiarne i nuclei a basso reddito che hanno visto aumentare le rate dei mutui. Il contributo della Regione nell'ambito della manovra finanziaria proprio per contrastare il caro mutui che ha piegato soprattutto le famiglie che avevano dei tassi variabili. Ancora cade in un dirupo, la fotonotizia, a Molino un 81enne ha perso la vita, la vittima è Paolo Pellegrino. A Taormina ampliamento del cimitero, piace il progetto di un privato, e a Capodorlando un nuovo depuratore, è giunto il momento atteso da tanti anni, questo per quanto riguarda la provincia messinese. Andiamo invece su notizie di carattere internazionale. A Gaza l'attacco più violento, la carta Abu Mazen, israeliani implacabili, città isolata, ogni collegamento è interrotto, gli Stati Uniti e la via palestinese per la pace. Raid anche sul Libano, colpita l'auto di un reporter, morte la sorella e le 3 figlie. Putin, vediamo in questa notizia, riuscito il test, lanciato un missile dall'Alexander III, il sottomarino nucleare. Ancora altre notizie, vediamo nel taglio alto a Messina, inaugurati i mondiali di surfcasting. E lo scandalo dei voli aerei lo troviamo anche qui, monta la polemica, altro esposto Codacons all'antitrust, prezzi alle stelle sotto Natale. Altre notizie, il maltempo, la Toscana ferita, prima conta dei danni, 500 milioni, la tempesta che ha investito il centro Italia, mentre per quanto riguarda lo sport, la Serie A e la Juve di Allegri, l'anti-Inter, a Firenze decisivo Miretti, bianconeri a -2 dalla vetta, Roma invece in rimonta. All'interno della Gazzetta del Sud vediamo questo caro mutuo, un contributo da 40 milioni per le famiglie. Questo sarebbe il sostegno pensato dalla Regione a chi ha un basso reddito, e tra il 2022 e il 2023 ha avuto un aumento appunto della rata. La manovra in votazione da domani all'Ars vale complessivamente 300 milioni di euro. Ecco a chi andranno i fondi.
Lo scandalo dei voli costosissimi, il Codacons che si appella di nuovo all'antitrust, l'autorità ha già aperto un'istruttoria a seguito del nostro esposto, dice il Codacons, ma sotto Natale torna puntuale il cartello. Impossibile per migliaia di siciliani tornare dalle principali località del centro-nord. E collateralmente si parla del ponte, costi decuplicati, senza il ponte non c'è continuità territoriale. L'intervento è dell'ingegnere Roberto Di Maria, le simulazioni sui prezzi dei voli sotto Natale danno risultati scandalosi. Vediamo ancora altre notizie. Intanto a Messina, non a Messina, invece andiamo a Lampedusa. In soli 2 anni moltiplicati gli arrivi di migranti in Sicilia, nonostante il maltempo di questi giorni. Continuano gli sbarchi dai 54.000 del 2021 ai 144.000 del 2023. Sono questi i numeri, quasi tutti via mare, e a Lampedusa, appunto, dicevamo, riprendono massicci gli sbarchi. Vediamo adesso la prima pagina del giornale di Sicilia. Abbiamo parlato anche nei nostri servizi dell'assassino di Samir, adesso c'è la caccia all'uomo, sotto torchio un sospettato e alcuni presunti complici. A sparare sarebbe stato l'impiegato di un locale vicino per futili motivi. Ai raggi X le tante telecamere puntate su via Roma dove si è consumato il delitto. L'omicidio del cameriere algerino nella notte della movida palermitana, le testimonianze escluderebbero fatti legati a storie criminali. E qui vediamo nella foto la vittima di questo omicidio. Davanti alla discoteca difende 2 amiche e viene accoltellato, succede ancora a Palermo, via dell'Olimpo, giovane raggiunto da un fendente alla gola, medicato, fortunatamente non è in pericolo di vita. A centropagina invece lo sport, vediamo intanto la Serie B con il Palermo. Tante spine per Corini e c'è subito la partita con il Brescia. Dopo la sosta, prestazioni opache, scivolone in classifica fino al 5° posto. Mercoledì il recupero. Serie A, la Juve vince a Firenze e non molla l'Inter. Serie D, Trapani pari dopo 10 vittorie di fila. Nel taglio alto si parla ancora del giapponese Nakajima. Party e cena, il clou della festa che è avvenuto ieri, il giapponese che aveva affittato il Teatro Massimo e il Politeama. A Lampedusa sbarchi massicci, peschereccio con 531 migranti, gli ultimi arrivi sulle nostre coste. Per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente, le truppe israeliane circondano Gaza City. Abu Mazen agli Stati Uniti, l'autorità nazionale palestinese lavorerà per una soluzione diplomatica, nuovo appello del Papa invece per la pace. Per i giornali siciliani ci fermiamo qui, subito dopo ci saranno quelli nazionali, naturalmente state con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, lunedì 6 novembre con Michele Cucuzza E con Emanuela Corsi. che prosegue con la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Sì, partiamo dal Corriere della Sera. In primo piano sempre il Medio Oriente, quindi Gaza, pronto l'assalto finale. I raid e l'accerchiamento, Blinken da Abu Mazen, l'autorità nazionale palestinese per il dopo Hamas. Teheran, l'Italia deve preoccuparsi dei suoi soldati in Libano. Ostaggi. Una minaccia questa, Una minaccia, ostaggi, il dramma a un mese dal blitz. Ancora la storia, figlia delle guerre che si vuole dimenticare, il dovere della memoria. Vediamo l'intervista a Nancy Pelosi, che è l'ex speaker della Camera degli Stati Uniti, legata a Israele. Stop all'orrore dei bambini uccisi. E quella bella foto cos'è? Questa bella foto, vediamo mani legate e occhi bendati per manifestare solidarietà ai tanti amici e parenti dei kibbutz che sono tenuti in ostaggio da Hamas, perché in questo momento ci sono manifestazioni in tutto il mondo, anche nei luoghi chiaramente devastati dalla guerra. Qui vediamo in piccolo, non si vedono chiaramente i volti, sono tutte le facce degli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas. Possiamo anche leggere: Israele prepara l'assalto finale a Gaza,
continuano anche i tentativi di far ripartire il dialogo. Il segretario di Stato statunitense Blinken ha incontrato Abu Mazen e chiede un ruolo per l'ANP per il dopo Hamas. Quindi l'obiettivo è eliminare Hamas e quindi prendere il pieno possesso della striscia di Gaza. Altre notizie, la riforma, la caccia ai voti, il testo non è blindato per quanto riguarda il premierato, parla il ministro Casellati, noi aperti alle modifiche. Maltempo, i viola in campo, politici e ultra dicono un errore. La Lega si giochi Fiorentina-Juventus che finisce 0-1. Un'altra notizia di oggi è questa della vendita di TIM che finisce a una rete statunitense a KKR, ma Vivendi va in tribunale, il via libera del CDA per questa vendita che vale 22 miliardi. Andiamo a Repubblica invece di oggi. Abu Mazen, ecco qui, dateci Gaza. Il leader dell'ANP, dopo l'incontro con Blinken, apre al piano degli Stati Uniti. Ci assumeremo le nostre responsabilità. Gli israeliani accerchiano Gaza City, il dilemma degli ospedali. Teheran chiama al rapporto il capo di Hamas. Le parole del Papa all'Angelus, cessate il fuoco, telefonata con l'iraniano Raisi. Vediamo ancora le proteste. Qui però siamo a Teheran e qui c'è un'anticipazione del libro del direttore di Repubblica Molinari, Mare Nostrum, palcoscenico di crisi. 3 potenze globali, una dozzina di medie potenze in competizione, 5 conflitti in corso fanno del Mediterraneo il cuore strategico del pianeta. È il mare più antico, ha visto il debutto della prima nave da guerra, le triremi dei Fenici e della prima flotta, quella ateniese. Insomma, ripercorre un po' tutta la vita, tutto quello che si è svolto attorno al Mediterraneo sino ad oggi. La politica, premierato, la task force di Meloni per il referendum, riforme, la verticale del potere, PNRR, giustizia, i veri numeri dei processi. Per quanto riguarda le telecomunicazioni, Rete Team sia all'offerta di KKR, ma Vivendi annuncia battaglia. Vediamo in basso l'inchiesta Magnifici settantenni, l'età che celebra il tempo ritrovato. Il reportage in America perché si è svolta ieri la maratona nella Grande Mela, l'Africa va sul podio della maratona più famosa del mondo che è quella di New York. E poi il film Comandante, il nuovo film con Favino, Hai colto i segreti della vita sommersa. Parliamo dell'alluvione, di quello che è accaduto e che sta accadendo soprattutto in Toscana. Nelle strade dell'alluvione, siamo sempre all'interno di Repubblica, pagina 20, ora l'emergenza sono i rifiuti, la corsa a spalare il fango, conta alla rovescia prima che si secchi, ma alcune zone di Campi Bisenzio sono ancora sott'acqua, in 3.000 senza luce, il dramma del paese dove il torrente che lo attraversa ha esondato 2 volte, 150.000 le tonnellate di rifiuti da smaltire è la quantità che i toscani producono praticamente in un mese. A Prato i soccorsi made in Cina, così la protezione civile parallela aiuta i connazionali in difficoltà. Molti non parlano italiano e per chiedere assistenza preferiscono chiamare l'associazione Ramunion che ha sede a Pechino. La nostra risposta è veloce. Questo è il caso che racconta oggi Repubblica. E chiaramente le riflessioni su quello che accade dal punto di vista climatico al nostro paese. Manca un piano per adattarci alla crisi del clima. Sono le parole di Giulio Boccaletti, che è il direttore del Centro Euro-Mediterraneo che studia appunto le mutazioni in atto. Qui vediamo invece dei volontari, sempre in una strada di Campi Bisenzio, allagata, aiutano i residenti a attraversare le aree alluvionate. Sembra quasi un déjà vu con quello che abbiamo già vissuto purtroppo con l'Emilia Romagna. Intanto vediamo la stampa di oggi, come apre. Anche qui la guerra in Medio Oriente, Blinken tratta con i palestinesi, Netanyahu che dice no alla tregua, Abu Mazen pronto a mediare, l'Iran agli Stati Uniti, cessate il fuoco o vi attacchiamo. Gerusalemme rifiuta di fermare le incursioni, prima Hamas restituisca gli ostaggi. Geopolitica Ucraina, Medio Oriente, i fallimenti americani, alcune analisi, il dolore di Ben Jellun, guerra genocida.
ancora perché sono dannosi i paragoni con la Shoah, antisemitismo, la peste che ritorna in Italia, che purtroppo abbiamo visto è ritornata un po' in tutta Europa, anche con l'uccisione di una donna a Lione. Il fotoreportage dalla Cisgiordania al cuore di Israele, soltanto il dolore è uguale per tutti. La fotonotizia di oggi è dedicata alla Juventus che sbanca anche Firenze e quindi il calcio, ma c'è anche l'economia. Vediamo il team rete americana a fare da 22 miliardi e vediamo ancora un film documentario in basso per quanto riguarda quindi lo spettacolo Padre Antonio e Lady Sting, che sarebbe la moglie del cantante, colpo di fulmine a Napoli. Vediamo invece il Sole 24 Ore. Immobili, l'affitto breve vince anche se la tassa aumenta al 26%. Test sui grandi centri, l'incremento della cedolare secca che sta studiando il governo non cancella la convenienza rispetto ai contratti a lungo termine. Canoni sotto pressione più 5,4% nei primi 6 mesi 2023. E poi il fisco, i debiti bloccano il concordato, la riforma tributaria escluse anche le partite IVA che non sono in regola nei versamenti a casse o INPS. Il Fatto Quotidiano di oggi. Israele, governo di pazzi, quello che vuole l'atomica solo sospeso. Blinken vede Abu Mazen per rimpiazzare Hamas con l'ANP e il Papa che si attiva. Quello è un ministro che è stato sospeso, ha parlato di utilizzo della bomba atomica, ma insomma è stato subito sospeso da dopo Netanyahu. Netanyahu infatti congela questo ministro fascista, scrive il Fatto Quotidiano, e Tel Aviv ingaggia mercenario neonazi reduce da Kiev. Francesco, il Papa, dice fermatevi in nome di Dio e sente l'iraniano Raisi. Vertice Teheran, Hamas. Vediamo altre prime pagine, andiamo al Giornale. Licenziamenti e paghe ridicole, lo scandalo della CGIL, doppio pesismo, Landini tuona sul salario minimo ma firma accordi ben più bassi. Il sondaggio del New York Times, vediamo accanto, con la foto di Donald Trump, Stati Uniti, effetto Biden, Trump più vicino al bis, in testa nei sondaggi presidenziali, però a quanto pare in altri sondaggi agli americani non piacciono, non convincono più né Biden né tantomeno Trump. La rete team, vediamo in alto, agli americani ora tocca al Tesoro, via libera del Consiglio di amministrazione, operazione da 22 miliardi. Libero, accendi il PC e Putin ti spia. Hacker russi contro l'Italia, attacchi informatici, ecco tutti i numeri. Mantovano, Meloni è il bersaglio. Anche ieri i pirati di Mosca hanno colpito i siti di istituzioni, banche e media. Ancora il leader della Lega, la linea di Salvini, noi per la sicurezza, l'opposizione non lo so. Obama e Khamenei, errori e orrori, vediamo qui a confronto Barack Obama e Ali Khamenei, suprema guida invece dell'Iran, l'ex presidente che ha aperto il caos, scrive Libero, e la guida suprema che minaccia invece la guerra. Vediamo il Secolo XIX. Gaza, blitz di Abu Mazen, il leader dei ANP a Blinken, gestiremo la striscia ma servono 2 stati, l'Iran minaccia gli Stati Uniti, gli israeliani convinti di entrare nella City in 48 ore, interrotte tutte le comunicazioni, la tregua è lontana, prima Hamas restituisca appunto gli ostaggi. Vediamo 2 popoli in guerra uniti dal dolore, le foto a colori e in bianco e nero di Fabio Bucciarelli che raccontano il dolore in questo primo mese di conflitto. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa, tra poco i nostri ospiti, intanto vediamo che tempo fa. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Correnti umide occidentali apporteranno della variabilità in Sardegna e lungo il versante tirrenico per la giornata di lunedì, con qualche isolato piovasco non escluso. In dettaglio in Sicilia la giornata di lunedì sarà in prevalenza stabile e soleggiata, ventilazione che soffierà ancora sostenuta con mari fino ad agitati, specie nella prima parte del giorno sulla fascia tirrenica. Cieli in prevalenza sereni e tersi, temperature massime che localmente
ovviamente raggiungeranno ancora punte di 28 gradi, valori inferiori altrove. Per quanto riguarda poi la giornata di martedì, attesa un po' più di variabilità con nubi alternate a schiarite e qualche possibile isolato piovasco sugli estremi settori occidentali. Ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi, localmente ancora fino a mossi. Temperature massime per lo più stabili con valori fino ai 24-25 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo. A me la cipolla non piace. Meno male. Fatelo a casa, buonissimo. Infatti tutti i giorni prima del telegiornale c'è chi la vuole cotta alle 13 e alle 19.30, naturalmente su questa rete Antenna Sicilia. Abbiamo la nostra prima ospite, Ida Nicota, professoressa di diritto costituzionale all'Università di Catania. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Vogliamo parlare di questo famoso premierato all'italiana che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. La ministra Catellati, abbiamo appena sentito dalla nostra Emanuela, ha già detto però siamo aperti a modifiche che siano coerenti e così via, insomma non è una cosa rigida, però cerchiamo di capire in che cosa consiste, professoressa. La cosa più importante e più chiara per tutti è che eleggeremo direttamente il Presidente del Consiglio, che dura 5 anni, si chiamerà Premier o Primo Ministro, dura 5 anni. E dopodiché qui cominciano le incertezze. Prima di tutto, elezione a un turno o doppio turno? Questo ancora non è chiarito. Allora, la bozza che è stata votata dal Consiglio dei Ministri e che approderà in Parlamento non prevede un'ipotesi precisa, unico turno o doppio turno, e questa è una delle eventualità che poi in Parlamento si potrebbe discutere ovviamente con le opposizioni. Esistono due modelli in Italia: il modello del Presidente della Regione che viene eletto a turno unico e il modello del sindaco che invece viene eletto, come tutti sappiamo, in 2 turni, eventualmente appunto con il ballottaggio tra i candidati che risulteranno nella prima votazione più votati. Va bene, questo è il primo punto che andrà chiarito. Secondo punto, professoressa, abbiamo detto dura 5 anni, ma dovesse esserci una crisi, come si determina la crisi? Nel senso che abbiamo letto, se non abbiamo capito male, forse più che di un premierato si dovrebbe parlare di un ticket o di una staffetta, perché la norma è questa: se va sotto il Primo Ministro eletto direttamente dal popolo, non si va a votare subito, ma viene nominato qualcuno collegato a lui direttamente o a lei direttamente nelle schede, no? Uno lo deve sapere prima, quindi quando vota per il Primo Ministro e vota pure per il possibile secondo Primo Ministro. Non sono esattamente così le cose, nel senso che nella bozza si evita un automatismo, cioè se il Premier si dimette o comunque la coalizione entra in crisi, da sotto è possibile, attraverso l'incarico che il Presidente della Repubblica potrà dare allo stesso Premier dimissionario, e ove questo ulteriore tentativo dovesse fallire, a un altro esponente della maggioranza di tentare di formare un governo. Perché si è fatta questa scelta? Probabilmente per evitare un sistema molto rigido come quello previsto per il sindaco o per il Presidente della Regione, il cosiddetto simul simul, cioè stanno e cadono insieme. Nel momento in cui il Consiglio dovesse sfiduciare il Presidente della Regione, si va a casa insieme, quindi si vota sia per il Presidente della Regione che per il Consiglio. Questa formula così, diciamo, precisa, rigida, non si è scelta e si è invece preferita una soluzione che desse al Presidente della Repubblica la possibilità di tentare di formare un nuovo governo che abbia la maggioranza delle Camere. E questa un po', ecco, la filosofia di fondo è non
esautorare le competenze del Capo dello Stato, Ecco, appunto, lasciarlo questa è la diciamo prima cosa. soggetto Allora, organo di è garanzia ancora il Capo dello costituzionale. Stato che nomina designa il primo ministro? Certo, sulla base dei risultati elettorali. Quindi, se ci pensa è come adesso, nel Esatto. senso che il Presidente della Repubblica non si discosta mai dal voto elettorale, tranne che vi sia una confusione, cioè il voto non sia chiaro. Non abbiamo l'elezione diretta del Premier per professoressa, adesso abbiamo Sì, ma il Presidente, delle maggioranze che assolutamente si formano, parlamentari. ma sia nel caso di Prodi che nel caso di Berlusconi che nel caso odierno della Meloni, i Presidenti della Repubblica hanno conferito sempre a chi vince le elezioni l'incarico di formare il governo, ne potrebbe essere diversamente. Parliamo adesso della riforma, lasciamo stare adesso. Quindi la prima cosa è il Presidente della Repubblica dà l'incarico a chi ha più voti, anzi c'è un premio di maggioranza che è piuttosto 55%. 55%. Se però questa persona viene sfiduciata in qualche modo perché la sua maggioranza non regge, perché cade su qualcosa, eccetera, qui è il punto, è il Presidente del Consiglio, è il Presidente della Repubblica che designa senza sciogliere le Camere il suo eventuale successore o la sua eventuale. E qui è il problema, perché uno lo deve sapere prima chi è che potrebbe essere il secondo o la seconda, o no, lo deve sapere al momento delle elezioni, perché io devo sapere, voto per primo ministro questa persona e dovesse capitare qualcosa devo sapere oppure no. Ma ovviamente anche qui il voto elettorale, il voto popolare condizionerà molto la scelta del Presidente della Repubblica, perché evidentemente se vi è fra i leader politici della stessa coalizione del Premier un esponente che ha ottenuto un gran numero di consensi, evidentemente quella situazione politica, perché qui ovviamente siamo nel campo della politica, condizionerà molto il Presidente della Repubblica, ma soprattutto perché il Capo dello Stato sempre, anche in un sistema parlamentare come il nostro, sceglierà la persona, l'esponente politico che ha più chance in Parlamento di ottenere la maggioranza. Quindi è chiaro che se quel soggetto ha avuto un numero di voti consistente, diciamo, è più semplice che abbia poi. Ma non deve essere il primo ministro candidato a designarlo, no? No, questo nella bozza non è scritto. Non è chiarito. Però non è scritto, ma penso che la scelta sia di trovare poi in Parlamento una sintesi nel dibattito appunto fra tutti i gruppi parlamentari. E poi sai, i critici che naturalmente ci sono, noi stiamo cercando soltanto di capire in questo momento, il nostro compito è solo questo, i critici cominciano a dire ma poi se il secondo cambia maggioranza, cioè, che succede? Ma difficilmente può accadere, perché nella bozza è scritto che il secondo esponente politico, chiamiamolo così per semplificare, si deve impegnare a realizzare il programma politico che già ha ottenuto la fiducia delle Camere, quindi il programma, la piattaforma programmatica rimane quella, quindi difficilmente con un cambio di maggioranza questo può accadere, però potrebbe accadere con un allargamento della maggioranza, quindi pensare a più gruppi politici che dall'opposizione appoggerebbero un ulteriore esecutivo. Lei lo sa perché io insisto su questo, perché come è noto dalle cronache che leggiamo sui quotidiani, la Premier Meloni non avrebbe voluto questo secondo esponente, che è stato invece richiesto, a quanto risulta, da Forza Italia e dalla Lega, avere questa seconda chance. Vedremo comunque come sarà definito man mano che come dire, poi ci dovrà essere un referendum, è giusto? Se il disegno di legge costituzionale non dovesse ottenere la maggioranza qualificata in Parlamento, come in ogni caso di questo tipo, si andrà al referendum costituzionale e quindi saranno i cittadini a decidere con un sì o con un no se la riforma dovesse avere la luce. Quindi non è detto che ci debba essere il referendum? Se si raggiunge una maggioranza molto ampia in Parlamento, le faccio due esempi semplicissimi, è stata introdotta in Costituzione la tutela dell'ambiente nell'articolo 9,
più recentemente l'insularità nell'articolo 119 e ancora la tutela dello sport nell'articolo 33. Ecco, questi 3 cambiamenti della Costituzione sono stati approvati con una maggioranza talmente ampia che non si è andati a referendum, mentre l'ultimo referendum costituzionale con cui ci siamo misurati è stata la riduzione del numero dei parlamentari, e in quel caso la stragrande maggioranza dei cittadini che si sono recati alle urne, quasi il 70%, come sappiamo ha detto sì, e quindi la riforma è diventata legge costituzionale. Secondo lei questa è una riforma che indebolisce il Parlamento? Ma il fatto che, come si diceva prima, vi è la possibilità che le Camere votino la fiducia a un nuovo Premier significa che il Parlamento rimane centrale. Su questo punto però mi lasci dire una cosa: il Parlamento è già molto indebolito. Con la pandemia abbiamo assistito a un monocameralismo di fatto, cioè che poi è una sola delle Camere che approva la legge e sostanzialmente si legifera con i decreti legge, quindi diciamo un ripensamento sul ruolo della centralità del Parlamento va senz'altro fatto. Ma poi il premierato è proprio questo, cioè dare stabilità, cioè basta con tutti i giochini. La cosa importante invece è questa: il Presidente della Repubblica perde poteri. Allora, il Presidente della Repubblica nel nostro ordinamento ha dei poteri cosiddetti a fisarmonica che si allargano quanto più è debole la politica e si restringono quanto più la politica è forte. Allora, questo sistema cosa tende a fare? A stabilizzare il governo, quindi a dare forza al voto popolare. Quindi il Presidente della Repubblica, dal mio punto di vista, rimane centrale, garante della Costituzione, perché ricordiamo che questo progetto lascia immutata la norma secondo la quale il Presidente della Repubblica nomina i ministri, scioglie le Camere, nomina il nuovo governo. Ma quindi non i senatori funzioni, a vita, non più senatori. Non i senatori a vita. Nella bozza questa norma, l'articolo 59, è stata... Ci sono invece Guardi, i presidenti emeriti, perché? I presidenti emeriti rimangono. Sì. rimangono. Allora io immagino probabilmente che la ragione sia legata proprio alla riduzione del numero dei parlamentari, perché il fatto che i senatori siano divenuti 200 dopo la riforma mette diciamo una quota anche piccola di soggetti non eletti dal corpo elettorale, quindi privi della legittimazione popolare, potrebbe mettere questi soggetti nella condizione di alterare l'equilibrio tra maggioranza e opposizione. Quindi immagino che questa scelta, che ovviamente è una scelta tutta politica, ma avrebbero vada diritto in questa, di voto o no questi poi? Avrebbero diritto? Certo, sempre diritto. Va bene, vedremo gli sviluppi di questa riforma, questo premierato all'italiana. Ripetiamo, proprio ieri la ministra Casellati ha detto che noi siamo aperti a modifiche possibili purché siano coerenti, vedremo di cosa si tratta e vedremo se ci sarà un incontro almeno su alcuni punti sull'opposizione, con l'opposizione che invece per il momento è molto critica su questo premierato. Grazie alla professoressa Nicotra. Grazie a voi. Noi adesso facciamo una breve pausa e poi dopo ci occuperemo di moda e design. Se vuole rimanere, professoressa, è la benvenuta. State con noi. Buongiorno Sicilia. Sicilia, l'Accademia delle Belle Arti di Catania, con noi il leader Lina Scalisi, che è presidente dell'Accademia, e Gianni Latino, che è direttore di questa Accademia, che sta ottenendo un boom di iscritti, è vero? Sì, è vero, un'accademia che in questo momento sta premiando tutte le nostre più rosee previsioni, anche perché abbiamo lavorato molto per questo risultato insieme al direttore Gianni Latino, insieme a tutti i professori, e devo dire che il nostro posto quarto in Italia si sta mantenendo. Quarto in Italia, è fantastico. Sì, sono tanti, sono oltre 2600, abbiamo quasi problema di capienza di spazi, anche per questo l'Accademia cresce e si afferma nella città come luogo delle arti e dove il talento è premiato. Come ve lo spiegate quindi? Sicuramente dopo la pandemia c'è stata proprio una forza, soprattutto
dell'istituzione, ma soprattutto i ragazzi volevano ritornare a studiare, e quindi con l'offerta molto ampia che abbiamo, dalle arti visive, quindi la pittura, la scultura, la decorazione, alle arti applicate, la scenografia, la moda, il design, la fotografia, il cinema, questo ha permesso soprattutto di far di nuovo tornare a studiare, soprattutto per quei saperi e metodi, dalla bottega d'arte che è il laboratorio, fino alle nuove tendenze, la struttura e la tecnologia. Una volta erano soprattutto studentesse, adesso non più, vero? No, abbiamo una presenza maschile molto importante, Ecco. anche perché credo che l'arte soddisfi quel bisogno, quel bisogno di libertà che in qualche modo anche la pandemia ha sottratto ai ragazzi. Cioè, l'arte è potente per i ragazzi, dà vita a quei talenti e anche a quei desideri che in qualche modo i saperi accademici più strutturati come l'università, più teorici, non danno. Sono corsi universitari dove l'esperienza, dove il dato esperienziale è importante. Sono artisti che cominciano a sentirsi tali, che quindi poi faranno una vita professionale che dipenderà dalla quantità di arte che c'è dentro di loro. Per i nostri docenti la capacità è quella di farla crescere, di metterla in relazione con i territori. È importantissimo. Io penso che l'arte possa rigenerare le città, possa rigenerare i territori e possa entrare in sintonia con tutte le altre anime culturali di questa città. Ma questo è molto bello ciò che sta dicendo, Presidente, ma diciamoci la verità, non è la moda poi quella che attira più di tutte? Inizialmente la moda era forse il corso più distante dalle belle arti, ma dal 2015 tutte le accademie, soprattutto noi, ci siamo messi al passo, quindi abbiamo visto che la moda, il design, il cinema, la fotografia e soprattutto le nuove tecnologie dell'arte hanno avuto questo ampliamento, e questo ampliamento ha permesso ai nuovi studenti di immaginare un nuovo futuro, una collocazione non solo quindi dell'artista all'interno della bottega, ma anche il progettista, anche l'autore, perché principalmente gli studenti sono degli autori di contenuto nella loro trasversalità, e quindi è bello vedere uno studente che dopo il completamento del 3+2, perché è un corso di primo e secondo livello, quindi è stiamo guardando delle immagini molto belle su progetti, disegni, tabulati. Esatto, quelli che vediamo in questo momento è proprio l'illustrazione. La grafica illustrazione è proprio un corso che può essere contaminato da artisti, da progettisti, da autori, da fumettisti, da disegnatori, ed è anche bello questo, proprio la particolarità che quel ragazzo si sente libero di esprimersi all'interno dell'istituzione. Ecco, qui per esempio, le immagini sono un po'... Ecco, vediamo. Qui abbiamo il laboratorio di scenografia. Questa è la nostra scala, che è anche bella perché è una scala a forma di sezione aurea, quindi è bello che la sezione aurea, la natura e l'armonia e il rispetto rientra anche nella nostra condivisione. Qui abbiamo altri... sì. Qui abbiamo, questo era proprio un open day, l'open day che abbiamo fatto 3 mesi fa, un open day che ha visto oltre 600 studenti. Quest'anno abbiamo oltre 800 studenti iscritti in accademia, e quindi è un primato, come diceva la Presidente, da mantenere, da curare, e quindi vedere questi ragazzi che provengono la maggior parte dai licei artistici, ma da quest'anno, anzi la tendenza da qualche anno, provengono dal classico, dallo scientifico e dai professionali, quindi non c'è una provenienza vera e propria. Ed è bello questo, quindi anche in questo momento qua sono i ragazzi di pittura che rappresentano proprio quello che vedono attraverso i loro occhi. Ma questo è veramente bellissimo e anche entusiasmante, devo dire. Ma gli sbocchi professionali quali possono essere, Presidente? Sono tanti perché dipende un po' dalla volontà dei ragazzi di intanto percorrere anche strade estere. Molti di questi ragazzi vanno all'estero, vanno a portare, sono invitati già con i loro professori da adesso a fare delle presenze, delle mostre, ma dipende anche dai saperi, dei vari saperi, perché sulla base del percorso scelto dalle nuove tecnologie dell'arte, dal cinema, da quello che dalle mode, questi ragazzi entrano in alcuni casi con dei tirocini con i soggetti con cui siamo in convenzione e poi riescono a spiccare il volo da soli. C'è un buon tasso di occupati, dopo questa esperienza formativa del 3+2, un buon tasso di occupati e ovviamente anche con una percentuale di imprenditori di se stessi, quindi persone che diventano e mettono su impresa della propria arte oppure insieme ad altri artisti, o invece persone che vanno a lavorare per la moda presso grandi stilisti o presso grandi... Ma non è che l'Accademia, scusate la cattiveria, fornisce personale fuori dalla Sicilia soprattutto?
Su questo, sì. perché qui noi abbiamo fatto una scommessa, abbiamo fatto una scommessa che com'è la scommessa? Siamo da 3 anni il direttore presidente, sono stata appena rinnovata e lui è addirittura il presidente della conferenza dei direttori nazionali, quindi abbiamo ragionato sul fatto che entrambi convinti che il Mezzogiorno va rigenerato, abbiamo scommesso sul lanciare all'interno della nostra una filosofia che sia quella: i nostri ragazzi devono formarsi al meglio e anche fuori, ma devono tornare qui. Devono tornare qui e devono investire qui. Il corso di cinema è nato per questo, il corso di cinema è nato per dare i mestieri del cinema, formarli qui per le produzioni che vengono a girare al sud. E sta funzionando questa scommessa? Avete vinto la scommessa? Sì, negli altri corsi vediamo anche una cosa che non capitava spesso, cioè da fuori nei corsi di biennio vengono da noi, quindi teorie da altre istituzioni, quindi c'è questa mescolanza di saperi, sì, e soprattutto tentiamo di mantenere qui la fuga di cervelli e quindi cercare di lavorare sul territorio, perché credo che un autore che conosce il territorio può dare molto di più. È veramente bellissimo tutto questo, grazie per essere stati con noi, per avercelo illustrato. Sono sicuro che moltissimi giovani sentiranno, come dire, il piacere di poter partecipare a lavori con voi all'Accademia delle Belle Arti di Catania, dove si impara di tutto, voglio dire, da casa, moda, pubblicità. Posso dire solo una nota finale? Siamo venuti qui per presentare il docufilm di Giarrizzo, su Giarrizzo, realizzato e poi proiettato ad aprile al Teatro Massimo Bellini. Abbiamo avuto il piacere di presentarlo ai Lincei, alla presenza del Ministro e alla Presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra, e devo dire che la nostra produzione cinematografica su Giarrizzo è stata la prima ad essere presentata ai Lincei, perché fino allora nessuna università e nessuna accademia aveva mai portato un prodotto. Singoli docenti non hanno dato mai un prodotto, quindi un massimo riconoscimento alla bravura dell'Accademia di Catania. E il risultato, quello è soprattutto, penso, sia una soddisfazione per voi. Esatto. Complimenti davvero, grazie. Lina Scalisi, Presidente, Gianni Latino, Direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Catania, buon lavoro, complimenti ancora. E adesso facciamo un'altra pausa e poi ci trasferiremo a Bicocca, perché anche lì si fa arte, teatro più che altro. State con noi. Allora, dicevamo, c'è un sospettato per il delitto dell'Algerino a Palermo, è un cameriere tunisino che lavora in un locale. Per questo delitto avvenuto con 3 colpi di pistola in pieno centro nel cuore della notte fra il 3 e il 4. Sono arrivati a quest'uomo attraverso le immagini delle telecamere, come vedete. È stato tutto il giorno quest'uomo in caserma al comando provinciale di Palermo, lo stanno interrogando, stanno naturalmente facendo tutta una serie di verifiche, perquisizioni, anche alla ricerca dell'arma del delitto, che non è stata ancora trovata, che è importantissima visto che sono stati 3 colpi di pistola che hanno purtroppo posto fine alla vita di Badr Bougemai, questo giovane algerino che faceva cameriere, che non aveva nessun precedente, anzi era molto amato da tutti. Allora, adesso cambiamo completamente argomento, siamo con Francesco Maria Tardi che torna da noi, bentornato. Noi ci diamo del tu, ci conosciamo, lui è uno dei protagonisti della scena teatrale catanese e siciliana ed è uno dei protagonisti di questo esperimento molto bello che stanno realizzando da alcuni anni a Bicocca, che si è svolto in 2 tempi. Una prima fase, raccontacela tu. Allora, intanto grazie, buongiorno a voi, buongiorno Sicilia. Allora, il progetto nasce nel 2014, nasce da Francesca Ferro che ha proposto un progetto nella casa circondariale di Bicocca a Catania con i detenuti adulti. E il progetto era quello di un laboratorio teatrale con come tema Shakespeare, il sogno di una notte di mezz'estate. Il progetto ha portato, sono stati 5-6 mesi all'interno della casa circondariale con i detenuti, è sfociato in uno spettacolo teatrale diretto da Francesca Ferro con i detenuti all'interno del carcere. Purtroppo per motivi di sicurezza non è stato possibile portare fuori lo spettacolo, riprendere addirittura in video lo spettacolo. Detenuti veri, cioè, detenuti veri, assolutamente, ognuno con la sua storia, ognuno con tanti anni da scontare, chi più chi meno, con vari reati alle proprie spalle, ed è stata un'esperienza, forse dice Francesca in alcune note nei giornali,
l'esperienza più gratificante ed edificante per il suo lavoro da regista e formatrice teatrale. Perché poi è vero che anche altri tentano, provano questo tipo di esperienza, è vero che i detenuti si appassionano in modo particolare, che non è soltanto il desiderio di uscire, che è una cosa ovvia, è anche comprensibile, c'è dell'altro. Lo spettacolo, diciamo, l'esperienza con i detenuti ha avuto due fasi. La prima è il rifiuto proprio di giocare insieme a Francesca e poi successivamente con me, perché sono subentrato anch'io in carcere come assistente di Francesca, e la seconda parte è proprio la passione di cui parlavi tu, il fatto di passare 2 ore al giorno lontano dalle celle, in presenza la routine triste. La routine triste. E devo dire che a Bicocca comunque ci sono dei corsi che tengono impegnati i detenuti, corsi formativi, però il corso ludico, che poi è anche formativo, ti destruttura, ti rende una persona migliore, il teatro stesso. Da lì in poi, nel 2017, questo canovaccio che i detenuti hanno riscritto, perché per loro c'erano dei limiti di lingua, limiti... Questi che vediamo... Questi che vedete nel video è l'edizione di qualche anno fa, con gli attori, siamo la compagnia, questo era prodotto dal Teatro Mobile di Catania. Questo spettacolo qui, in particolare eravamo al Piccolo Teatro di Catania. Lo spettacolo, come vedete, narra proprio le vicende dei detenuti all'interno del carcere, quindi dentro le loro celle. Francesca Ferro interpreta se stessa, ha messo in scena la propria storia. E quindi io ti ho interrotto, scusami, in realtà qui siamo alla seconda fase, è vero? Sì, questa siamo alla seconda fase, una riedizione, stavolta prodotto dal Teatro Musco. Abbiamo riportato lo spettacolo in scena, lo riporteremo giovedì 9. Dopo un paio d'anni abbiamo girato in tutta la Sicilia, abbiamo vinto il festival di teatro contemporaneo, il Kilowatt Festival, fra 300 compagnie. Questa è la storia dei detenuti, è stata premiata. Quindi prima avete coinvolto direttamente i detenuti come attori, o in qualche modo, insomma. Poi però in realtà siete subentrati voi come attori professionisti. Ci ha chiamati alle armi e ha detto: ragazzi, devo raccontare questa storia, l'ho riscritta, l'ho drammatizzata, e il pubblico merita di conoscerla. Quindi è Shakespeare vissuto dai detenuti ma raccontato da attori, è un'esperienza bellissima. È il teatro nel teatro, perché poi è Shakespeare nel teatro, ma la cosa bella, sai qual è, Michele? Che i detenuti hanno riscritto il bardo, perché avevano difficoltà, alcuni anche a leggere. Perciò Francesca gli spiegava la situazione. Adesso improvvisa sul rapporto d'amore fra Ermia e Lisandro, e loro hanno riscritto un canovaccio a tutti gli effetti, con la loro lingua, con il loro mondo, sia dentro o quello che hanno lasciato fuori, e ne è uscito un testo originalissimo e delizioso. Addirittura, ti racconto questo siparietto, c'era la difficoltà inizialmente di spiegare agli attori che dovevano interpretare anche ruoli femminili, quindi Titania, la regina delle Fatine, Ermia, e quindi Elena inizialmente mi metteva a disagio, immagino, un netto rifiuto, poi però appunto la passione, la magia del teatro ti prende, supera barriere. Sì, esatto, è vero? Esatto, questo è meraviglioso. Appassionantissimo. Sì. E adesso voi sarete quindi nei palcoscenici in giro? Sì, sicuramente debutteremo appunto a Catania al Teatro Musco dal 9 al 26 di novembre, tutti i weekend, e poi nel 2024 cercheremo di portarlo, si spera anche come è successo a Milano qualche anno fa, dopo il Covid, di portarlo fuori alla Sicilia, perché è una storia che merita. Avete mantenuto i rapporti, benché siano passati un po' di anni, con questi detenuti, magari nel frattempo speriamo siano usciti, sì, ma in realtà abbiano finito di scontare. È successo che abbiamo incontrato un paio di allievi del corso di teatro fuori, alla pescheria e al bar, ed è stata una grande festa. Avevano scontato la pena ed è stata una grande festa. Felici di rivedervi, no? Bellissima esperienza. Che bello, davvero, una cosa, perché è completamente l'opposto di ciò che noi pensiamo, no? Buttiamo le chiavi, non li vogliamo più vedere. Tantissimi preconcetti. Chi non vive l'esperienza e non vive le quattro mura, non viene privato di tutto ed entra lì dentro soltanto con una bottiglietta d'acqua e un copione, e vede gli altri che non hanno nemmeno questo, quindi vengono lì, finiscono, stanno in 3 dentro una cella, poi hanno l'ora d'aria, poi tornano, poi stanno di nuovo chiusi. Chi non vive questo, chi non li guarda negli occhi, chiaramente in alcuni c'è inevitabilmente la consapevolezza di aver sbagliato, in altri meno, altri ce ne siamo accorti, non è una denuncia, è purtroppo il sistema
che è questo, sono rimasti in attesa di giudizio 2 o 3 anni in carcere e poi ci siamo accorti che in realtà sono usciti e non avevano commesso nulla, ma vivendo, crescendo in un determinato contesto inevitabilmente vieni corrotto e vieni coinvolto, contaminato. È vero. Quindi, vabbè, deve essere un'esperienza estremamente importante anche per voi, perché non è soltanto per loro. Ma per noi è stato forse il momento più alto. Francesca fa anche l'insegnante, io l'ho aiutata da addetto ai lavori, semplice, però ha un senso, cioè il teatro diventa catartico e quindi ti elevi. Se pensi di poter dare una mano a una persona solamente con quello che ami fare, con quello che il teatro ti ha donato, in piccola parte, chissà cosa può fare per una persona che gli resta soltanto il sogno, chiudi gli occhi, sogno anche soltanto di uscire da qui un giorno, in questo caso sogno di uscire nel bosco di Shakespeare e interpretare personaggi che non hanno commesso quello che ho commesso io, perché Lisandro, Hermia o Oberon non hanno commesso, dice un attore della pièce, le cavolate che ho commesso io. E quindi un giorno quando esco da qua forse vorrei anche fare l'attore. È anche commovente tutto questo. Sì, ci sono dei momenti esilaranti e momenti commoventi, quindi veramente vi invito. Allora vi vedremo a teatro a partire dal 9? Dal 9 al 26 novembre. Il 26 novembre, abbiamo detto al Teatro Musco di Catania. Teatro Musco di Catania, ma complimenti e un caro saluto anche Grazie a Francesca naturalmente e complimenti per questa straordinaria impresa e vorrete magari replicare nel futuro. Assolutamente, l'idea è quella di farla conoscere a più persone. Farla conoscere a più persone, molto bella. Grazie a Francesco Maria Attardi, facciamo una breve pausa, state con noi, buongiorno Sicilia. Le fobie sono tante e tante sono le persone che ne soffrono. Tra quelle più strane ci sono la fobofobia, la paura della paura, l'aurofobia, paura dell'oro, e la plutofobia, la paura della ricchezza. Bene, questa non credo di averla. Oggi vi sveleremo l'espressione del giorno. A stitch in time saves 9, tradotta in italiano come un punto a tempo ne risparmia 9. Ma cosa si cela dietro questa curiosa frase? Voi immaginate di avere un tessuto, fare un punto al momento giusto, prima che si sfilacci, eviterà ben 9 punti successivi. È un po' come dire prevenire è meglio che curare. Però aspettate, perché anche in dialetto siciliano abbiamo un richiamo al mondo della sartoria, ma con un tocco speciale. Noi diciamo salva a pezza pi quando veno puttuso. Vi presentiamo la straordinaria pittrice dell'Art Déco, Tamara De Lempicka. Immaginatevi un ballo scintillante a San Pietroburgo. Tamara fa il suo ingresso trionfale indossando un costume da pastorella con un'oca al guinzaglio. E indovinate un po'? Conquista il cuore del suo primo marito. Dopo il divorzio frequenta locali per sole donne, mostrando apertamente la sua bisessualità. E non dimentichiamo Parigi. Tamara viene invitata da Marinetti a incendiare il Louvre, ma finiscono entrambi commissariato perché lei aveva parcheggiato in sosta vietata. Ma la vita è fatta di salite e discese. Il secondo matrimonio di Tamara fallisce e lei scivola in una profonda depressione. La critica e il pubblico le voltano le spalle e così la pittrice dallo spirito libero ci lascia. Le sue ceneri vengono sparse su un vulcano in Messico. Ci salutiamo con la frase del giorno. Dicono che il mondo è di chi si alza presto. Non è vero, il mondo è di chi si alza felice. Vi aspettiamo domani con una nuova puntata. Un bacio e buona giornata dalla vostra Naomi. Oggi è lunedì, c'è bisogno più che mai di sapere come sarà la settimana, cosa dicono le stelle. Marco Amato, buona giornata e buon caffè. Buona settimana. Grazie, anche a te. Bellissima questa tazza, è una tazzona stavolta, eh? No, la misura è abbastanza standard, dai, che l'ho proprio messa vicino alla telecamera perché volevo che si vedesse il disegno. Sì. È una tazza italiana, questa è una tradizione pugliese perché non è solo la Sicilia che fa dei bellissimi decori in ceramica, ma anche la Puglia che produce delle cose molto belle, in particolare questa è una ceramica di Napoli. Benissimo, benissimo. E senti, chi hai preso di mira in questo lunedì?
Allora, oggi una vena romantica, sarà la luna in Leone che mi stimola in questo senso, però mi è molto piaciuto e colpito il video della proposta di matrimonio di Dybala alla Sabatini, che è diventato anche virale perché ha fatto una cosa bellissima, il calciatore di origine argentina, attaccante della Roma, anche della nazionale argentina, Dybala, che appunto narravano i rotocalchi di questa storia con la Sabatini, che però non si voleva sposare, eppure ha preso il coraggio a due mani e le ha chiesto di sposarlo. Pare che si convolerà a giuste nozze, i fiori d'arancio sono garantiti questa volta, a quanto pare. Ebbene, mi piaceva moltissimo enucleare zodiacalmente questa bella storia, perché lui è uno Scorpione, mentre invece lei è un Ariete. I segni zodiacali in questione sono collegati da un pianeta, ovvero Marte. Marte è pianeta non solo della guerra, della muscolatura, del fitness, del sangue, della battaglia, ma è anche l'amante mitologico che con la bella Venere ne hanno combinati un po' di tutti i colori. Ricordo per esempio come quando moglie di Vulcano Venere, per sventare i loro tradimenti, il dio Efesto, abile nella forza, costruì una rete dorata metallica che imprigionò i due amanti e ne fece scherno davanti a tutto il resto dell'Olimpo. Ecco, vedete, Marte, pianeta della passione che accomuna entrambi i due segni zodiacali, vuole rappresentare l'intensità. Il suo passaggio proprio in questo momento in Scorpione ci ricorda quanto è grande la forza della passione. E per iniziare bene settimana, che inizia con una splendida luna in Leone, ma che rimarrà poche ore in questa mattinata nel Leone, perché poi in serata sarà in Vergine, quindi sarà, dopo aver scatenato la chiarezza delle pulsioni, verrà un po' a ordinare i criteri di tutto lo zodiaco, quindi ottimo per i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno, che sono assolutamente lucidi nei loro obiettivi e che iniziano la settimana all'insegna di una morbidezza che li pone nella condizione migliore per ottenere i loro scopi di aggiustamento generale di tutto. Se va bene per i terra, va bene anche per gli acqua, quindi Cancro, Scorpione e Pesci, che sono assolutamente più forti, ma forti anche d'amore, soprattutto Pesce e Scorpione, che in questo senso sono intensissimi. Il Cancro sembra un pochettino più capriccioso, ma oggi la luna sarà amica in serata. Gli Aria e i Fuoco sono un po' più in difficoltà, in particolare i Fuoco, che si sentono un po' rallentati, anche se l'Ariete, da bravo segno marziano, non molla mai, mentre invece il Leone e il Sagittario dovranno barcamenarsi su qualcosa di più intenso. Il Leone torna a essere un po' più protagonista. Gli Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario vengono un pochettino distratti da tutta una serie di vicissitudini. Gemelli da alcuni rapporti di non troppo chiari, mentre la Bilancia sta di nuovo riprogettando la sua vita sentimentale e arrivano delle notizie molto belle, e l'Acquario sempre perso nei suoi intermundia a sognare creazioni immaginarie che ancora non esistono. E detto questo, vi auguro una splendida giornata, un buon inizio di settimana. Ma grazie. Altrettanto a te, complimenti per quella bellissima tazza e soprattutto tanta invidia per quel magnifico caffè. Lo sapevi, Emanuela, che il 6 novembre del 1860 è diventato presidente degli Stati Uniti Lincoln? Lincoln è famoso, eccolo qua, perché ha abolito la schiavitù e quindi naturalmente nel cuore degli americani, insomma, in tutti i popoli è diventato famoso perché uno dei presidenti più amati di tutti i tempi e più avanti anche di tutti i tempi. Ci spostiamo agli ultimi anni invece del Novecento. Il 6 novembre del 1991 si conclude la titanica operazione per spegnere gli ultimi pozzi di petrolio incendiati dall'armata irachena in Kuwait, una devastazione che ha visto bruciare una media di 6 milioni di barili al giorno. Pochi anni dopo, il 6 novembre del 1999, l'Australia ha deciso di restare legata al Regno di Gran Bretagna
quindi l'opzione di diventare una repubblica è stata bocciata. Cambiamo continente. 6 novembre del 2005 a Valencia si conclude una epica stagione di moto mondiale, vince Melandri, ma il trionfatore autentico è Valentino Rossi, che diventa campione del mondo per la 5ª volta, consolidando la sua leggenda. Il 6 novembre 2007 si spegne a Milano Enzo Biagi, gigante del giornalismo italiano. A soli 17 anni inizia la sua carriera lavorativa scrivendo per l'Avvenire, poi nel 1961 diventa direttore del TG1, dando spazio a illustri firme. E arriviamo al 2010, il 6 novembre, a Pompei, la storica palestra dei gladiatori, lo ricorderete tutti, crolla a causa delle abbondanti piogge. Questo ha fatto scattare l'allarme sullo stato della zona archeologica più visitata al mondo, scatenando poi un acceso dibattito su come preservare questo straordinario patrimonio. Il 6 novembre del 1954 è nato al Lago Negro, in provincia di Potenza, eccolo qua, Mango, che ha avuto una carriera bellissima da cantautore incontrando Mogol, e hanno scritto canzoni bellissime. È scomparso nel 2014 purtroppo. Adesso oggi è la figlia Angelina che continua a portare avanti con passione la preziosa eredità paterna. Ma noi torniamo a sentire Mango con uno dei suoi brani più celebri, e con questo ci lasciamo e vi diamo appuntamento a domani. Oro, che sia oro la vostra giornata. A domani, buongiorno Sicilia.